Una povera vecchia di Ostiglia, da tutti ritenuta una strega, venne condannata a morte sul rogo. Ma Francesco IV di Gonzaga insistette per bruciarla a Mantova. Si dice però che durante la notte la vecchia sia riuscita a fuggire grazie al camminamento sotto il Po e che si sia rifugiata, udite udite, nella torre di Revere. Oggi è la conclusione praticamente di quello che Revere ha offerto per le feste di Natale. 3 concerti delle scuole elementare, media e infanzia, un bellissimo concerto del coro Ricercare Ensemble nella parrocchiale e oggi concludiamo con il Rogo della Veccia. È un'edizione che sinceramente non mi ricordo il numero, ma è già una tradizione portata avanti da parecchio tempo. È tradizione anche che da come brucerà la nostra vecchia ci saranno gli auspici più o meno favorevoli per l'anno che è appena iniziato. Naturalmente ci auguriamo che sia un anno proficuo per tutti. La vecchia chiuse la porta dal dentro e cominciò a prendere in giro le guardie. Ma siccome nessuno le dava risposta, accecata dalla rabbia, cominciò a mandare scintille verso l'alto. Poi incendiò la torre e infine provocò una cascata d'acqua dai merli. La povera vecchia, per fuggire, si calò dalla torre con una corda che però si ruppe e la fece cadere dritta dentro il fuoco. Sicuramente è un impegno gravoso per un paese di 2500 persone che carica tanto sulle associazioni di volontariato. Naturalmente la logistica è fornita dal comune, ma tutto il resto è fatto dal volontariato. È nato da un'idea di un mercato proprio dei Raus, cioè proprio qualcosa da tirar fuori dai negozi per liberare i magazzini, e adesso invece è un bel mercatino tutto sommato che ha anche un certo numero di banchi. È importante perché secondo me è proprio un segno di condivisione di tutta la nostra cittadinanza che ci tiene in modo particolare a questi 2 o 3 eventi che facciamo nel corso dell'anno.